Gli operai dell'ESA senza stipendio da 3 mesi occupano la sede del villaggio Mosè, bloccato anche il traffico veicolare. Senza stipendio da giugno anche i lavoratori dell'ex consorzio ASI che si appellano all'assessore regionale Venturi. Elezioni regionali nel collegio di Agrigento, 3 le liste scartate, i favaresi candidati all'ARS scendono a 10. Operazione South Park della Guardia di Finanza, le indagini mirano a scoprire eventuali responsabili di truffa ai danni dell'ente parco archeologico e del comune di Agrigento. Occupazione abusiva di alloggio popolare, scattano 3 denunce a Favara. San Francesco proseguono gli incontri presso il convento Sant'Antonio di Favara. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Operai stagionali dell'ESA sul piede di guerra. I lavoratori senza stipendio da 3 mesi per protesta bloccano il traffico veicolare a Villaggio Mosè. Traffico in tilt, vediamo. Si riaccende la protesta in provincia di Agrigento dei circa 240 lavoratori stagionali dell'ente sviluppo agricolo. Quest'ultimi, dopo lo sblocco della campagna di meccanizzazione agricola adottata nello scorso mese di luglio dal governo regionale, non hanno più percepito lo stipendio. In mattinata i lavoratori in segno di protesta hanno bloccato il traffico veicolare del viale Leonardo Sciascia a Villaggio Mosè. Pesanti i disagi per gli automobilisti che, capendo le motivazioni della protesta, hanno optato per altri percorsi. I lavoratori che vivono una situazione di precariato trentennale si dicono stanchi delle promesse ricevute negli anni dalla classe politica da cui si sentono abbandonati. Gli stessi lavoratori si dicono pronti a continuare la protesta fino a quando la loro situazione non troverà soluzione. Ricordiamo che tra i complessivi 500 lavoratori stagionali dell'ESA ci sono 170 dipendenti precari residenti nel comune di Favara. La scadenza della loro stagione lavorativa è prevista per il prossimo 17 ottobre e al momento sembrerebbe che dal bilancio della Regione Sicilia sia sparita la voce relativa ai finanziamenti a loro dedicati. La protesta è di una semplicità enorme, si può sintetizzare in 3 parole. C'è gente che da 4 mesi non percepisce uno stipendio, non so per quale motivo, anzi non ha protestato prima. Il problema grave della situazione è che si sfiora il paradosso che da parte della Regione, dai vertici preposti al controllo dei lavoratori, si hanno notizie che praticamente la disponibilità finanziaria c'è. Non si riesce a bloccare adducendo a giustificazioni, patti di stabilità e quant'altro. Quando noi sappiamo per certo però che si è andato sempre in deroga per quanto riguarda gli emolumenti allo sforamento del patto di stabilità. Se questa è la verità, perché tra le altre cose non si è nelle condizioni di attingere a notizie certe e a fonti sicure. Quindi questa protesta parte principalmente dal voler essere pagati per gli stipendi non percepiti e si parla quasi già di 4 mesi, siamo al 4° mese. Vorrei vedere chi dopo 4 mesi che non percepisce lo stipendio non protesta. La protesta in atto è civile, lo vedete voi, lo vedete, è da ieri che è iniziata. Probabilmente non so se continuerà in questi termini perché si sta giocando con la disperazione della gente. La corda si sta tirando più del dovuto, assistiamo giornalmente a fatti incresciosi che non dovrebbero succedere. Questo non fanno altro che fare da cassa di risonanza a queste cose. Noi vogliamo far veicolare un messaggio pacifico ed è quello di aver riconosciuto i nostri diritti. Cioè la gente lavora ma deve essere pagata o almeno che si dia una giustificazione. Qui in atto si è praticamente fermi, dove abbandonati a noi stessi, dove nessuno dice una parola positiva o negativa. Ed intanto ad esprimere solidarietà ai lavoratori dell'ESA è il candidato all'Assemblea regionale siciliana Giuseppe Arnone, che domani mattina si recherà con il camper dei tartassati presso la sede di Villaggio Mosè. E restando in tema di mancate retribuzioni, parliamo dei dipendenti dell'ex consorzio ASI di Agrigento, anch'essi senza stipendio dallo scorso mese di giugno. I lavoratori, preoccupati per il grave disagio economico in cui versano le loro famiglie, esprimono timore anche in merito alle recenti verifiche tecniche e strutturali eseguite nel centro direzionale di Via delle Industrie.
controlli da cui sarebbero emerse carenze nell'edificio costruito con cemento depotenziato. I lavoratori dell'ex consorzio ASI si appellano all'assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi affinché lo stesso si occupi della loro problematica. Elezioni regionali, escluso il candidato presidente Giacalone. In provincia di Agrigento fuori 3 liste, i candidati favoresi all'ARS scendono a 10. La Corte d'Appello di Palermo ha respinto la candidatura alla presidenza della regione del giornalista Davide Giacalone della lista Leali alla Sicilia. L'esclusione deriva dalla mancanza del numero dei sottoscrizioni previste dalla legge. Quindi scendono a 10 gli aspiranti governatori della regione: Giancarlo Cancellieri, Giacomo Di Leo, Rosario Crocetta, Mariano Ferro, Gianfranco Micichè, Nello Musumeci, Giovanna Marano, Cateno De Luca, Gaspare Sturzo e Lucia Pinzone. Ridimensionamento anche al Collegio Provinciale di Agrigento con l'esclusione di 3 liste. Dall'ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Agrigento, infatti, sono stati riscontrati errori vari nella documentazione presentata dalle liste Unione Democratica per i Consumatori, Il Popolo dei Forconi, Mariano Ferro presidente e Rivoluzione Siciliana. Quest'ultima lista è esclusa perché non avrebbe raggiunto le 5.000 firme necessarie per la presentazione della lista. Per Unione Democratica per i Consumatori, invece, le firme non sarebbero state autenticate entro i termini previsti. Problema diverso, invece, per la lista del Popolo dei Forconi, che candidava Ermelinda Cottone, quest'ultima considerata dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale non candidabile e quindi esclusa. Rappresentando la Cottone la quota rosarillista e, venendo meno l'obbligo, l'intera lista è stata esclusa. Esclusi dalla competizione elettorale anche altri 2 aspiranti onorevoli del collegio di Agrigento. Si tratta di Antonio Ficarra di Italia dei Valori e Angelo Rinascente del Partito dei Siciliani. Con l'esclusione delle 3 liste, quindi, scendono a 10 gli aspiranti onorevoli favaresi. Non si potranno candidare quindi il 46enne Giovanni Presti della lista Rivoluzione Siciliana e il 44enne Giacomo La Russa del Popolo dei Forconi. I candidati di tutta la Sicilia della coalizione politica Italiani Liberi e Forti, Italia Giovane Solidale, movimenti civici solidali e gli uscenti di Uniti e Partecipi che appoggiano la lista Sturzo Presidente saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma oggi, martedì 2 ottobre, alle ore 16 presso l'Hotel San Michele di Caltanissetta. Per quanti volessero conoscere i candidati e i loro programmi, sono invitati a partecipare. Intanto, dopo aver appreso che la propria lista in provincia di Agrigento è stata approvata con regolarità, si è costituito il direttivo del Comitato Promotore Provinciale di Agrigento del Partito Italiani Liberi e Forti. Il direttivo, che ha sede in Viale Aldo Moro 114 a Favara, è costituito da Nicolò Madonia, Corrado Listo, Renzo Marino, Lillo Montaperto, Livio Sutera, Alfredo Scanio, Lillo Butera ed Enzo Di Natali. E questo pomeriggio il candidato alla presidenza della regione Nello Musumeci è ad Agrigento per incontrare le diverse categorie professionali. Gli incontri si svolgono presso l'hotel Core del villaggio Mosè. Alle ore 16:30 Musumeci incontra le organizzazioni di protezione civile, a seguire i precari degli enti locali e degli enti pubblici regionali. Alle 17:15 gli amministratori Patto del Territorio e poi ancora i precari ed i medici. Alle ore 18 infine incontra i radiologi ed il precariato del settore. Il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, rivolge un invito ai candidati alla presidenza della regione per un confronto sulle prospettive di un nuovo modello di sviluppo per la provincia di Agrigento. Oggi più che mai, scrive, è necessario capire quali siano i programmi di sviluppo per la Sicilia ed in particolare per la nostra provincia, una delle poche province ad avere un sistema di infrastrutture non adeguato alle esigenze del territorio.
Come rappresentante di una istituzione che amministra oltre 450.000 abitanti, sento il dovere, conclude Dorsi, di confrontarmi con i candidati a governatore per far conoscere i reali bisogni del nostro territorio. E cambiamo adesso argomento: truffa ai danni dell'Ente Parco Archeologico e Paesaggistico e del Comune di Agrigento, operazione South Park della Guardia di Finanza di Agrigento su disposizione della Procura della Repubblica. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agrigento numerose documentazioni su disposizione della locale Procura della Repubblica, sostituto procuratore Salvatore Vella, coordinato dal procuratore capo Renato Di Natale, che serviranno a ricostruire i reali incassi prodotti dalla cooperativa Lagana ARL, che gestisce i parcheggi della Valle dei Templi. L'operazione delle Fiamme Gialle, denominata South Park, vuole mettere alla luce eventuali responsabili del reato di truffa aggravata nei confronti dell'Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e del Comune di Agrigento. Per contratto, l'Ente Parco infatti deve ricevere dalla cooperativa Lagana il 38% degli introiti della vendita dei biglietti per i parcheggi, oltre a un canone fisso annuo di 10.000 euro. A sua volta il Comune di Agrigento, proprietario di tutte le aree destinate a parcheggi, deve ricevere dall'Ente Parco la metà degli introiti ricevuti dai privati. Secondo quanto sostiene la Procura, gli indagati avrebbero fatto fabbricare e poi venduto ai clienti delle park card aventi il medesimo numero di matricola, in modo da occultare il reale incasso proveniente dalla vendita delle stesse. Dalle prime ricostruzioni sembra che per la gestione dei 4 parcheggi i privati incassavano dai soli biglietti venduti circa 300.000 euro all'anno e che il danno subito dai 2 enti pubblici ammonterebbe per il solo triennio 2010-2012 ad oltre 200.000 euro. È stato inoltre quantificato allo Stato un'evasione fiscale nel triennio 2010-2012 di oltre 500.000 euro a carico della società. L'operazione ha portato sinora alla denuncia a piede libero di 3 soggetti, uno dei quali è un funzionario pubblico in servizio presso il Parco Archeologico, incaricato del controllo sulla gestione delle aree destinate a parcheggi. Ed intanto il sindaco Marco Zambuto ha annunciato che il Comune di Agrigento si costituirà parte civile, non appena saranno formalizzati gli atti, per la truffa in via di accertamento nei parcheggi della Valle dei Templi. La comunità agrigentina che rappresento, dice Zambuto, è parte offesa di fronte a questa ipotesi di reato di truffa aggravata che sembra coinvolgere anche pubblici funzionari tenuti all'effettuazione dei controlli. Nessun tentennamento verso tali fatti, conclude il sindaco di Agrigento, e la riconoscenza verso gli inquirenti che aiutano la nostra società a liberarsi da simili fenomeni. È impossibile oggi perseguire penalmente chi ha illecitamente realizzato con cemento depotenziato l'istituto professionale Ipia Fermi di Agrigento, in quanto i reati dopo 30 anni dalla costruzione dell'edificio sono già ampiamente estinti per intervenuta prescrizione. A confermare l'ipotesi è la Procura della Repubblica di Agrigento, che aveva aperto un'inchiesta e che adesso è destinata ad essere archiviata. Le uniche strade percorribili per tentare di ottenere giustizia sono quelle civilistica e contabile. Occupazione abusiva degli alloggi popolari. I carabinieri della tenenza di Favara, momentaneamente guidati dal luogotenente Giuseppe Tararà, hanno denunciato 3 soggetti che da qualche giorno si sono introdotti senza averne diritto all'interno di 3 alloggi di edilizia economico popolare. I 3 denunciati sono il 31enne MA, la 22enne SM e la 26enne SE. Nei prossimi giorni potrebbe scattare l'ordinanza di sgombero e le famiglie, composte anche da bambini piccoli e pare anche da un portatore di handicap, potrebbero lasciare gli alloggi. I 3 appartamenti occupati sarebbero quelli precedentemente assegnati e non accettati.
Stavano prelevando in piena notte da uno dei cantieri dei lavori di realizzazione del raddoppio della strada statale 640 2 fustoni con complessivi 1000 litri di gasolio e alcune batterie per un valore di circa 1000 euro. Dopo un concitato inseguimento, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Canicattì li hanno fermati ed arrestati. Si tratta dei favaressi Filippo Russotto di 38 anni e Santo Perricone di 22. I due si trovano adesso presso le rispettive abitazioni dove dovranno permanere in regime di arresti domiciliari. Il comune volta pagina. Con queste parole il sindaco di Agrigento Marco Zambuto commenta l'incontro operativo riservato convocato dallo stesso e dal presidente del Consiglio Comunale Aurelio Trupia in programma domani, mercoledì, tra consiglieri comunali ed i dirigenti dell'ente al fine di esaminare lo stato dei servizi comunali ed individuare concrete proposte per un loro miglioramento. Come ho dichiarato la settimana scorsa in Consiglio, dice il sindaco di Agrigento, insieme dobbiamo compiere responsabilmente il nostro dovere, dopo che in questi anni siamo riusciti a pagare oltre 22 milioni di euro di debiti comunali e mentre oggi lo Stato italiano blocca i trasferimenti di propria competenza e con le nuove regole del patto di stabilità strozza ulteriormente i nostri bilanci. E sul rischio dissesto finanziario del Comune di Agrigento e il relativo aumento dei tributi locali, il movimento Agrigento Punto e a Capo in una nota lancia un appello all'amministrazione comunale Zambuto. Oggi, scrivono, è a voi che ci rivolgiamo perché non abbiamo ben compreso come si è potuto provvedere ad un aumento dei vostri compensi mentre il bilancio comunale andava verso la bancarotta. Il capo famiglia, si legge ancora, deve dare l'esempio, si chiedono sacrifici, si fanno sacrifici. Voi dovreste essere i primi a dare un segnale forte e deciso di vicinanza alla città. Non basta, continua la nota, andare in TV e dichiarare amore ad Agrigento. Vi siete aumentati gli stipendi, chiude il movimento, altrettanto arbitrariamente ve li diminuite e con quello che si risparmia si aiuta il bilancio. Francesco Suddito è soggetto ad ogni umana creatura. Prosegue il triduo di San Francesco presso il convento dei frati minori Sant'Antonio di Favara. Ieri Santa Messa e concerto di musica irlandese. Stasera si racconta la vita di San Francesco attraverso i canti. Proseguono gli incontri e le preghiere presso il convento dei frati minori Sant'Antonio di Favara in preparazione per la festa di San Francesco d'Assisi in programma giovedì 4 ottobre. Ieri sera c'è stata la celebrazione eucaristica officiata da Don Giuseppe Cumbo, animatore vocazionale della diocesi di Agrigento, alla presenza dei seminaristi. In serata poi il concerto di musica irlandese eseguito dai giovani amici di San Francesco. Stasera alle 19 celebrazione eucaristica officiata da Don Giuseppe Monreale, direttore spirituale del seminario di Agrigento. Alle ore 21 la vita di San Francesco attraverso i canti di autori vari nel chiostro del convento, eseguita dai giovani amici di San Francesco. Gli appuntamenti sono vari quest'anno, c'è una novità, in cambio di fare le solite catechesi belle, però ormai sapute e risapute perché la gente che frequenta il convento è abbastanza istruita sulla vita di Francesco, abbiamo pensato di fare delle serate musicali. La prima serata è stata un concerto di musica irlandese eseguita dai giovani che frequentano il convento. Ogni sera ci sarà la Santa Messa alle ore 17 che sarà predicata dal direttore spirituale del seminario di Agrigento, Don Giuseppe Monreale, e dell'animatore vocazionale Don Giuseppe Cumbo, con la presenza di alcuni seminaristi del propedeutico e del seminario sempre di Agrigento. Giorno 4, la sera alle ore 19, avremo la gioia di ospitare e di condividere con lui l'Eucaristia Monsignor Franco Montenegro. Ovviamente è invitata tutta la cittadinanza perché San Francesco non è soltanto dei francescani, dei frati minori, ma appartiene a tutta l'umanità.
Pubblicata sul sito della provincia www.provincia.agrigento.it la modulistica per la richiesta di finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni sportive per l'anno 2013. La scadenza per la presentazione di progetti è fissata al 31 ottobre prossimo. La provincia regionale di Agrigento invita tutte le società sportive della provincia e gli enti locali interessati ad usufruire dei finanziamenti a presentare le domande al settore promozione sportiva. E prosegue stanotte, si protrarrà sino a sabato il quarto ciclo di disinfestazione del territorio comunale di Favara. Questa sera le vie interessate da tale attività sono Regione Siciliana, Capitano Callea, Agrigento, Campagna, Caporale Mazza e Contrada Portella. Anche in questo caso è consigliabile durante le operazioni di disinfestazione tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni e non lasciare nei balconi o negli spazi aperti prodotti commestibili, biancheria o animali. Vi ricordiamo che l'intero calendario è consultabile sul nostro portale siciliatv.org. Una casa nel cuore è il nome del progetto che partirà a giorni presso la nuova sede dell'Associazione Quo Vadis Ollus di Favara, presidente Giuseppe Amico. Presso l'associazione di Viale Petronenni 136 sarà aperto un centro di aggregazione permanente rivolto a bambini con disabilità. Inoltre saranno realizzate aule didattiche e spazi ricreativi per le attività rivolte ai bambini con disturbi dell'apprendimento e altre difficoltà. L'associazione Quo Vadis Ollus, presente sul territorio provinciale, propone diversi servizi socio-educativi, sanitari ed assistenziali. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0922 41 50 72. E adesso diamo linea alla regia per il meteo. Salute a tutti e benvenuti all'appuntamento con il meteo per mercoledì 3 ottobre. Pressione atmosferica in lieve ulteriore aumento sul Mediterraneo, garanzia di tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte dell'Italia. Solo qualche addensamento sull'Alta Toscana, sulle Alpi occidentali e nelle zone interne appenniniche del sud, ma con scarsi fenomeni. Ecco dalla grafica vedete i cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte dei settori di costa e di pianura, con qualche annuvolamento ancora tra Alpi e Prealpi e locali precipitazioni, soprattutto sul settore occidentale, tra la Valle d'Aosta e l'Alto Piemonte, ancora sulla medio-alta Toscana fino alla Liguria di Levante e guardate al sud intorno allo Stretto di Messina ed eventualmente sull'Appennino calabro-lucano. Per il resto solo qualche nube sparsa sulla Valpadana orientale e ancora nelle zone interne del centro del basso versante adriatico, ma come vedete gli spazi soleggiati prevarranno sulle nubi. I venti restano per lo più nord-occidentali o settentrionali di debole intensità con qualche rinforzo tra le due isole maggiori. Mari quindi poco mossi, localmente mossi solo quelli meridionali e il basso adriatico. Guardate le temperature minime, in lieve diminuzione nelle zone interne del centro-sud si assesteranno per lo più intorno ai 15 gradi, qualcosa in meno nelle zone interne e qualcosa in più lungo le coste. Ecco le massime ancora in lieve diminuzione al sud e in assestamento tra i 25 e i 28 gradi. Invece al centro-nord risulteranno più vicine alla media e comprese tra 21 e 24 gradi. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli. E con questo è tutto, grazie come sempre per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.